regionali il presidente Zaia rilancia l'idea della proroga, votando a maggio 2026 insieme alle comunali si risparmierebbe. Il numero 1 del Viminale non si oppone, decisione che spetta alle regioni. Analizzando il cellulare di uno stalker, i carabinieri scoprono ricerche inquietanti su come uccidere la ex, arrestato un 37enne di Mestrino nel Padovano. La coppia di pensionati investita all'uscita del ristorante a 2 ville aumenta la conta delle vittime lungo la strada Marosticana dopo i 2 ciclisti travolti tra febbraio e marzo, la morte del 75enne Mirko Corà. Si è presentato oggi dai carabinieri insieme alla mamma, il 15enne che ieri a Treviso ha ferito alla spalla un anziano di 86 anni dopo la lite. L'ho colpito, ha detto, con un coltellino. Per garantire più sicurezza in Veneto, stamane a Palazzo Balbi il ministro Piantedosi ha firmato un protocollo con il presidente Zaia, prevede il potenziamento della videosorveglianza. Stop del ministro Salvini al decreto autovelox. Il sindaco di Treviso, Mario Conte, presidente ANCI Veneto, auspica che si tratti solo di un rinvio e che in breve si arrivi a definire una volta per tutte la querela. La battaglia giudiziaria di una padovana contro lo Stato per cambiare le regole che prevedono anche il cognome del marito nelle liste elettorali per donne secondo un decreto regio che vale ancora oggi. Il telegiornale del Veneto, buonasera, ben ritrovati. Siamo alle elezioni regionali, oggi in diretta da Palazzo Balbi. Il voto potrebbe slittare a maggio 2026, si voterebbe in contemporanea con le comunali, la proroga oggi benedetta dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Le confermo che il sistema autonomo regionale prevede una finestra primaverile in cui, se lo vorrà il Presidente, insomma se lo vorrà la Regione Veneto, si potrà votare. È il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi questa mattina in diretta da Palazzo Balbi a benedire l'apertura della scorsa settimana del Presidente Luca Zaia, per qualcuno un auspicio, al voto per le regionali agganciato alle comunali primavera 2026. Un'opzione lanciata da Conegliano in occasione di quel "il mio mandato sta finendo", che finì su tutte le prime pagine dei giornali sdoganando il tema della proroga, ora quella che sembra la benedizione del governo. Ricomponendosi il primato dell'autonomia regionale anche su questa materia, quindi si potrebbe votare, secondo me anche, ma non so cosa ne pensino, però io dico si può votare anche in primavera. È innegabile che si stia facendo un approfondimento giuridico rispetto a questo. Verifiche giuridiche rispetto ad una finestra primaverile come previsto dalla legge regionale del Veneto e la convocazione prevista invece allo scadere dei 5 anni ad autunno. Direi che primavera sarebbe migliore semplicemente per un fatto, perché si andrebbe a spendere molti milioni di meno, visto considerato che tutti gli altri enti eletti assieme a questa regione, faccio l'esempio del Comune di Venezia, vanno al voto esattamente a maggio 2026, esattamente ovviamente molti mesi dopo la Regione Veneto. L'ennesimo approfondimento giuridico utile solo a guadagnare altri mesi di potere. Andrea Martella, segretario veneto dei Dem, ha definito clamoroso che il ministro dell'Interno Piantedosi parli di una presunta libertà della regione nel decidere la data del voto, come se i limiti temporali della legislatura non esistessero. Si vuole riaprire una discussione che dovrebbe essere chiusa già da tempo, annota Martella, che parla di tenace ostinazione di un'intera classe dirigente che non vuole lasciare il potere. Come si è visto anche oggi, c'è qualcuno che continua a lavorare, mi riferisco in modo particolare a Zaia, perché queste elezioni si spostino. Voglio dirlo ancora una volta, non ci sono ragioni giuridiche, politiche per spostare le elezioni, non c'è nessuna necessità di piegare le regole democratiche a vantaggio di una parte politica. Analizzando il cellulare di uno stalker, i carabinieri scoprono ricerche inquietanti su come uccidere la ex. È stato arrestato un 37enne di Mestrino. Era diventato l'incubo della sua ex, tanto da farla vivere in un perenne stato di ansia e paura, ma ultimamente si era spinto oltre, aveva cercato in internet femminicidio e morire senza dolore. Per questo un 37enne è stato arrestato dai carabinieri di Mestrino. L'uomo, accusato di atti persecutori, aveva già un divieto di avvicinamento alla sua ex ed ora è stato arrestato dopo le indagini che hanno ricostruito tutti i suoi comportamenti molesti messi in atto dal novembre del 2024. Continui passaggi e appostamenti sia a piedi che in auto davanti alle abitazioni e ai luoghi frequentati dalla donna, chiamate costanti al telefono con un numero anonimo, minacce e intimidazioni quando la ex era tornata a recuperare i suoi affetti personali a casa dopo essersi trasferita dai genitori. Per questo l'uomo aveva già il divieto di avvicinamento alla donna e il braccialetto elettronico, ma dopo ulteriori approfondimenti e analisi informatiche i carabinieri hanno rilevato nei dispositivi del 37enne numerose ricerche su internet, tra cui una su come danneggiare un'auto riempendo il serbatoio con un liquido diverso dalla benzina.
macchina, cosa effettivamente riscontrata nell'auto della ex, e altre ricerche con parole chiave come morire senza dolore, omicidio, femminicidio o ancora su come procurarsi un'arma e su varie modalità per sabotare motori e freni di un'auto. Vista la pericolosità dell'uomo, è stato arrestato. Intanto aumenta la conta delle vittime lungo la strada marosticana. Siamo nel Vicentino dopo i 2 ciclisti morti nell'arco di un mese tra febbraio e marzo. Ora è toccato ad un pedone. La dinamica è stata semplice e drammatica. Un attraversamento stradale di 2 pedoni in orario serale, con la pioggia e in zona poco illuminata, si è trasformato in tragedia. Mirko Corà, 75 anni, era appena uscito con la moglie da un ristorante di 2 ville. Stavano tornando alla propria vettura, parcheggiata sull'altro lato di via Marosticana, nei pressi di un supermercato. Un'automobile li ha travolti, lui non ha avuto scampo, lei è ricoverata in condizioni non gravi. C'era buio, sì, pioveva, sì, l'auto correva, non lo sappiamo perché c'è un'indagine delle forze dell'ordine in corso. Il problema è che effettivamente c'è troppa distrazione, non c'è attenzione da parte probabilmente degli automobilisti ma anche dei cittadini, perché qui 20 metri più avanti ci sono effettivamente le strisce pedonali e non era il posto in cui hanno attraversato qui dove era buio. Il ristorante dove i 2 coniugi avevano passato la serata ha un ampio parcheggio sul retro. Le zebre dell'attraversamento pedonale sono state ripassate di recente per renderle ancora più evidenti. Un rettilineo come questo, con una carreggiata ampia, diventa facilmente un invito a superare i limiti. È sufficiente che arrivi una pattuglia di controllo per veder calare di colpo la velocità dei veicoli. Poco più a sud, nel territorio di Vicenza, avevano perso la vita di recente altri 2 uomini, entrambi giovani e alla guida di una bici. Nicola Sangalli, 30enne, travolto da un furgone, e Aliu Iscia, 32enne, colpito da un'automobile. Dal sindaco arriva un invito chiaro agli utenti della strada. L'invito è sicuramente a rispettare le norme, perché qui ci sono i 50 all'ora e con i 50 all'ora anche se sera la macchina si ferma prima. L'altra cosa che potremmo dire, potremmo anche noi chiedere al prefetto di mettere giù i famosi autovelox, facciamo arrabbiare le persone e non so se facciamo vera deterrenza, ci vuole più attenzione. In A13 con l'intervento dei vigili del fuoco intorno alle 14 per un'auto ribaltata incendiatasi a seguito di un incidente con un mezzo pesante Bologna-Padova. Siamo al chilometro 69, appunto la A13 tra gli svincoli Villa Marzana e Rovigo, illeso l'autista. I vigili del fuoco accorsi con un'autopompa, un'autobotte e con il supporto dell'autogru hanno spento le fiamme dell'auto completamente avvolta dalle fiamme. L'autostrada è stata temporaneamente chiusa per garantire l'intervento dei soccorritori. Sul posto polizia stradale, operatori autostradali. L'intervento è terminato intorno alle 15. 24 ore dopo l'aggressione shock siamo a Treviso in via Sant'Antonino. Aggressione ai danni di un anziano, si è costituito un 15enne, la vittima è rientrata nella sua abitazione. Prima ha chiamato il 112, poi si è presentato con la madre in caserma dai carabinieri dicendo di essere lui il ragazzo in bicicletta ricercato per l'aggressione ai danni dell'86enne di Sant'Antonino. 24 ore dopo il ferimento shock dell'anziano è stato un 15enne a farsi avanti ammettendo di averlo colpito con un coltellino di cui si sarebbe disfatto subito dopo l'accaduto. Studente incensurato, il teenager avrebbe usato l'arma al culmine di un alterco nato per futili motivi ancora da appurare. Il ragazzo potrebbe essere stato redarguito perché fumava o per qualche manovra azzardata fatta in bici. Sembra escluso il movente economico. Ora a decidere del suo futuro immediato sarà la procura dei minorenni. Quanto alla vittima, è rientrata nella propria abitazione dopo degli accertamenti sanitari. A far di scudo i familiari, compresa la moglie, che per prima si è allertata vedendo il marito rientrare a casa sanguinante dopo essere stato al bar. Va male, sì. Io e mio marito ha perso tanto sangue. Siamo venuti in casa alle 3 della notte. Mio marito sta meglio, ma è a letto. Noi siamo gente semplice, vogliamo stare in pace. Prima che il ragazzo si facesse avanti, i militari gli stavano già con il fiato sul collo. A Setaccio erano finite le telecamere tra via Sant'Antonino, luogo dell'aggressione, e via Podgora, dove si trova il bar frequentato dall'anziano, il John Foster. L'86enne era stato qui anche prima dell'aggressione per una veloce partita a carte. Meravigliosa, gentilissima, come tutti gli anziani, insomma, quelle che vengono qua, sì, assolutamente. Che sono gesti che sono inconcepibili, non si può capire la motivazione proprio. Ed è meglio che non lo dica cosa penso, perché i ragazzini di adesso non
non sono seguiti, cioè possono fare quello che vogliono. Penso proprio che sia un fatto molto molto drammatico. Essendo minorenni non credo sia fatta giustizia, ecco, di questo. Per garantire più sicurezza in Veneto, questa mattina la firma del protocollo con il ministro Piantedosi prevede il potenziamento della videosorveglianza. Sono risorse recuperate dalla criminalità che vengono investite per tutelare i territori dalla criminalità. Direi che è proprio un fondo speciale del Ministero degli Interni e prende vita per la prima volta in Italia, proprio qui oggi in Veneto. Con la firma del protocollo tra il ministro Piantedosi e il governatore Zaia per contrastare la criminalità in Veneto e aumentare i controlli sul territorio regionale. Tra i firmatari anche Prefettura, CAV e Veneto Strade. Il primo protocollo di una stagione che noi abbiamo immaginato di inaugurare, di protocolli operativi da fare con le regioni per l'implementazione dei sistemi di videosorveglianza, ma più in generale per mettere insieme quote di cofinanziamento di cui il Ministero dell'Interno dispone, nella fattispecie il Fondo Unico di Giustizia, ma c'è il Fondo Sicurezza Urbana. Noi abbiamo già destinato anche altre risorse e altre ne destineremo a una regione come il Veneto. La cosa positiva qui è che è la prima regione che arriva a compimento del negoziato che avevamo avviato. Centinaia di occhi elettronici vigileranno sulla rete stradale e autostradale lunga 600 chilometri. Sono 350 telecamere, ma a noi interessa dire che approfittando di tutta la rete viaria riusciamo a questo punto a controllare il milione di veicoli che ogni giorno transita attraverso i confini della regione del Veneto. Telecamere intelligenti con intelligenza artificiale che leggeranno le targhe, manderanno gli alert rispetto alle auto che sono già segnalate e poi non dimentichiamoci che comunque in tutto questo contesto l'efficacia di intervenire velocemente nel rintracciare criminali che magari sono ricercati. L'operazione è finanziata dal Ministero con un investimento di 3 milioni di euro, cui se ne potrebbero aggiungere altri in futuro. La visita del Ministro però è stata anche l'occasione per fare chiarezza sulla questione dei centri per migranti in Albania, che, ha sottolineato Piantedosi, non possono diventare CPR in quanto il CPR esiste già. Strutture come quelli dell'Albania sono stati certificati negli ultimi documenti europei. Si parla di soluzioni innovative, di hub regionali dedicate ai rimpatri, quindi l'Italia l'ha fatto per primo, adesso l'Europa certifica nei documenti ufficiali programmatici del futuro ipotesi come queste, quindi non possiamo che esprimere soddisfazione su questo. Un paese come l'Italia, secondo la nuova regolamentazione europea, dovrà farsi trovare pronta a giugno del 2026 con circa 8.000 posti a disposizione come paese di prima frontiera per trattare le procedure accelerate di frontiera. Quindi dal punto di vista della complessiva funzionalità i tempi saranno dettati, io credo, già nei prossimi mesi. Milano Cortina 2026, siamo a Valle di Cadore dove nel pomeriggio è stato fatto il punto sulle 3 varianti alla 51 di Alemagna alla presenza del Ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini. Chiudere tutte e 3 le varianti, ovviamente non solo per le Olimpiadi, che sono a inizio febbraio, ma per la stagione sciistica, mettiamola così, di averle disponibili e quindi far respirare queste comunità per il prossimo inverno. E adesso si tocca a comando che le Olimpiadi non saranno solo un grande evento sportivo, con turisti, con sportivi, con 3 miliardi di persone che nel mondo guarderanno le nostre Dolomiti, ma lasceranno anche sui territori una vita migliore. Ringrazio i cittadini che stanno portando pazienza, perché è chiaro che quando hai dei cantieri, quando hai 500 operai al lavoro, un po' di pazienza la devi avere, però fra pochi mesi qua in Cadore cambia completamente il volto. I tempi sono rispettati, l'obiettivo è entro la fine dell'anno di far passare le macchine, i camion, non più nei centri storici ma di fuori. L'obiettivo è questo, ovviamente con tutte le complessità. E sempre il Ministro Salvini, suo è lo stop al decreto che avrebbe dovuto fare chiarezza sulla questione autovelox. Abbiamo sentito su questo stop il Presidente ANCI Veneto, Mario Conte. Evidentemente hanno rilevato delle potenziali criticità in questo decreto, ma che verrà presto corretto, riscritto e ripresentato. Quindi soltanto
un rinvio a quella che è una soluzione che è doverosa. Così il sindaco di Treviso e presidente di ANCI Veneto sull'ennesimo capitolo della questione autovelox, dopo lo stop da parte del ministro Salvini dello schema di decreto trasmesso a Bruxelles, documento che prevedeva l'omologazione d'ufficio di tutti gli apparecchi approvati da giugno 2017, mentre tutti gli altri si sarebbero dovuti spegnere fino al completamento del processo di omologazione. Una questione ingarbugliata, quella degli autovelox, originata dal paradosso tutto italiano in base al quale tutti gli autovelox sono autorizzati dal Ministero ma non sono omologati, e non lo sono perché mancano i parametri di omologazione. Fino a qualche mese fa l'autorizzazione veniva equiparata all'omologazione. Con il nuovo codice della strada questa equivalenza è venuta meno, aprendo la via ad una marea di ricorsi dei multati. Basterebbe davvero poco, intanto per mettere al sicuro le amministrazioni comunali e poi per far chiarezza da un punto di vista normativo. Noi siamo ben contenti di omologare le nostre tecnologie nel momento in cui ci saranno i parametri. Fino a quando non verranno stabiliti, però chiediamo che venga ripristinata che autorizzazione e omologazione sono equivalenti. Fino comunque a quel momento il Comune di Treviso sta dalla parte dell'Associazione Vittime della Strada, quindi per noi gli autovelox rimangono funzionanti. Il sindaco si appella comunque ai cittadini affinché autovelox o meno rispettino i limiti di velocità, perché spesso ne va della vita delle persone. Ricordo che tra coloro che fanno ricorso ci sono anche automobilisti che sfrecciano a 200 km/h nella tangenziale di Treviso, quindi non è una questione di qualche chilometro orario, ci sono violazioni anche importanti che assumono dei comportamenti molto pericolosi, che però rischiano di trovare degli appigli, dei cavilli che gli consentono addirittura di fare ricorso e in alcuni casi anche di vincere. Qualche giorno fa un tuffo nel Piovego, siamo a Padova, poi sabato una nuotata sempre documentata sui social, accade appunto nei canali padovani. Gli amici del Piovego raccontano e spiegano quanto questa pratica sia pericolosa per la salute. Una nuotata in piena regola alle 14 di sabato dal ponte San Giovanni delle Navi sul ramo maestro del Piovego. Secondo episodio in pochi giorni a Padova dopo il tuffo al portello, forse per festeggiare una laurea. Una pratica vietata dal regolamento di polizia urbana, ma anche pericolosa per la salute. Non è proprio opportuno fare un bagno nel Piovego nella situazione attuale. Una volta il Piovego era, diciamo, la spiaggia dei padovani, ma attualmente, anche in base a degli studi che sono stati fatti da un gruppo dell'Università di Padova, è stato rilevato ad esempio che l'acqua che entra in Padova dal Ponte dei Cavai ha un livello di inquinamento più basso di quella che esce poi fuori alla fine del corso nel centro della città. Pietro Gusso, presidente dell'associazione che da anni si occupa di far conoscere e tutelare i canali interni di Padova, città d'acque, spiega come ancora parecchi scarichi fognari finiscano nel Piovego, nonostante alcune opere eseguite negli anni 90. Scarichi e anche rifiuti. Guardate la situazione della chiusa del sostegno San Massimo che separa il Piovego dall'omonimo canale. Come in altri angoli di Padova, come è ad esempio la chiusa di Volta Barozzo, si fermano lì e rimangono per settimane e mesi prima che ogni tanto qualcuno degli enti preposti intervenga, preso d'assalto, diciamo, dalle proteste dei cittadini per fare una ripulitura, ma non viene fatto in maniera sistematica, viene fatto in maniera occasionale. E se per caso ci fossero dubbi, al laureato del tuffo ricordiamo come in anni recenti nel Piovego finissero anche le bici usate dagli studenti durante il percorso di studi. In una giornata abbiamo raccolto addirittura 28 biciclette, quindi tra biciclette e carrelli della spesa sotto i ponti si trovava di tutto. Adesso per fortuna sembra molto più contenuta, troviamo meno biciclette nell'alveo. Padova ancora con la battaglia giudiziaria di una padovana contro lo Stato per cambiare le regole che prevedono anche il cognome del marito nelle liste elettorali per donne secondo un decreto regio che vale ancora oggi.
5 anni fa Martina va a votare e scopre casualmente che dopo il matrimonio, nelle liste elettorali del suo comune di residenza, è stato aggiunto il cognome del marito al suo nome. Si informa e scopre che questo accade ancora oggi, nel 2025, per rispondere a un decreto regio. Martina così inizia un procedimento giudiziario nei confronti del Ministero dell'Interno per far cancellare dalle liste elettorali il cognome del marito che, in base a una legge del 1967, deve essere aggiunto al nome di ogni donna coniugata o vedova. Un lungo iter giudiziario, quello intrapreso dalla giovane di Ponte San Nicolò, seguita da 2 avvocati. Abbiamo fatto ricorso in Cassazione qui a gennaio, quindi stiamo in attesa di avere delle informazioni in merito alle date e siamo, non so dire se fiduciosi, insomma l'idea è proprio quella di portarlo lì per far discutere della cosa e per riuscire poi ad arrivare al Parlamento. Il cantiere delle donne, che da sempre si batte per aiutare le donne a trovare la propria libertà, parità e spazio nel mondo, ha riunito in una tavola rotonda istituzioni, università e politica, che su questo fronte, in maniera bipartisan, sostiene la battaglia di Martina. Credo che il legislatore debba intervenire rapidamente per mettere fine a questa discriminazione che è riferita alla legge elettorale, che da un lato impone nelle tessere elettorali delle donne di associare al cognome proprio anche il cognome del marito, ma dall'altro lato anche che i registri, quelli presso gli uffici elettorali dei comuni che contengono l'elenco degli elettori, siano divisi tra maschi e femmine. Questi sono 2 aspetti che riguardano appunto le leggi elettorali e che sono entrambi fonti di discriminazione. Il buon senso di poter lasciare la scelta alla donna, quindi l'ottica del libero arbitrio nella scelta di potersi identificare con il proprio cognome o anche eventualmente di poter aggiungere quello del marito, ma per libera scelta. Nel settembre del 2024 il Ministero dell'Interno ha diramato una circolare interpretativa in materia di tessere elettorali, affermando che il cognome del marito deve essere aggiunto alle tessere elettorali solo ove sia la donna stessa a richiederlo. La questione delle liste elettorali rimane però immutata. È tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia. Il telegiornale del Veneto termina qui, arrivederci.